Credo di non dire nulla di particolarmente nuovo quando affermo che San Daniele è una località del Friuli che ha avuto un'importanza culturale significativa e di grande impatto nel corso dei secoli. Basterebbe citare evidentemente il lascito della biblioteca guarneriana, un segno di straordinario interesse per una cultura umanistica che stava arrivando e si stava diffondendo in Italia e nel Triveneto, per poi passare a tutta una serie di importantissimi studiosi e storici, Girolamo Sini innanzitutto, che hanno in qualche modo dato un contributo fondamentale a una lettura laica, moderna, assolutamente aperta della storia del Friuli e dell'Italia. In questo spazio di cultura, in questo spazio di storia e di produzione letteraria acquisisce un'importanza fondamentale la produzione drammaturgica che qui a San Daniele ha trovato un interprete importantissimo in Teobaldo Cicconi, un autore ormai dimenticato ma che nell'Ottocento era assolutamente considerato uno dei primissimi autori teatrali italiani, molto amico di Ippolito Nievo, che lui stesso ebbe a San Daniele fonte di ispirazione per diverse sue opere, per poi arrivare a un Novecento che vede un proliferare di moltissimi artisti, di moltissimi scrittori che dal teatro e per il teatro hanno avuto ispirazione. Un teatro, il Teobaldo Cicconi, proprio intitolato a questo grande autore in cui ci troviamo adesso, che è in fase di ristrutturazione e di restauro finalmente dopo tanti anni, perché è stato un teatro importantissimo per San Daniele, in quanto è stato veramente il luogo in cui la comunità si ritrovava, non solo per assistere a uno spettacolo teatrale, ma anche per incontrarsi, per scambiarsi delle idee. Un teatro importante culturalmente ma anche socialmente. Ristrutturarlo, rimetterlo a nuovo vorrà dire ridare a una comunità uno spazio, un luogo in cui finalmente si può condividere assieme a altre persone le emozioni, le idee, le opinioni e quindi in qualche modo ricreare uno spazio educativo e utile per la società. Raccontare la storia di Leggermente è un'esperienza abbastanza particolare perché questi appuntamenti periodici di resistenza letteraria, come li chiamiamo noi, sono nati 8 anni fa presso una sala attigua alla biblioteca guarneriana ed era un'iniziativa rivolta fondamentalmente a degli amici, a poche persone, a un 30-40 affezionati che si incontravano ogni mese per sentire leggere, quasi sempre dal sottoscritto, ahimè per loro, dei brani letterari scelti così in base a dei temi. Poi è successo che un po' alla volta la gente che è arrivata era sempre numerosa, abbiamo cominciato a pensare a degli ospiti particolari e quindi abbiamo organizzato delle piccole stagioni letterarie che hanno come denominatore comune la scelta di un ospite che secondo noi ha una particolare sensibilità umana, letteraria e culturale, che ha il coraggio, la voglia, la disponibilità di raccontarsi come persona attraverso i libri che più ha amato, che più ha odiato, che più ha letto, i libri che hanno segnato la sua vita. Il libro diventa quindi una sorta di lente di ingrandimento attraverso cui il pubblico permette di incontrare l'intimo di questi ospiti, che sono stati tanti, sono stati vari, da Gianni Mura a Gianfranco Pasquino, da Stefano Bollani a Joele Dix, me ne dimentico sicuramente molti altri. La cosa eccezionale è che il pubblico accorre con una fedeltà veramente unica, con un affetto particolare, e la grande soddisfazione mia, di tutti i miei collaboratori del Comune di San Daniele e della Biblioteca Guarneriana, è di essere riusciti a dimostrare che leggere è un grande atto affettivo, è un grande regalo che si fa. Uno legge qualche cosa che ha toccato se stesso e lo offre, lo regala alla gente con una spontaneità e con una gratuità che permette, che fa sì che la cultura sia veramente qualcosa di vivo e non una cosa che rimane morta dentro alle pagine chiuse di un libro.